Emanuele Greco infreddolito come noi, ma sorridente perché comunque con questo pareggio 0-0 il Momis Pub mantiene la distanza dallo Steaua 2005 che era secondo. Oggi era uno scontro diretto, sembravate averlo preparato prevalentemente sulla, diciamo, sulla difesa, sul contenere. Forse avete abusato troppo del, diciamo, l'arma tra virgolette dei lanci lunghi per Quattrocchi che è stato sempre molto isolato. Sì, buonasera a tutti. Sì, ci aspettavamo una partita difficile come è stata, perché sapevamo che loro basavano soprattutto il loro gioco sulla forza fisica, sulla velocità e sul prestarci subito alto. Sì, siamo andati in difficoltà perché noi siamo una squadra che gioca prevalentemente palla a terra e tanti scambi. Loro ci prestavano alti e eravamo costretti a fare i lanci lunghi per Carlo, purtroppo Quattrocchi che molto spesso stava solo. Però siamo contenti e soddisfatti di questo punto perché sapevamo appunto che era una partita difficile e andiamo avanti e proseguiamo il nostro cammino che per ora è come quello dell'anno passato. Infatti partivate dalla Serie B con l'obiettivo di arrivare in 2 stagioni in Serie A, per ora state mantenendo diciamo, la traccia di quel percorso. Che cosa manca secondo te in un processo di maturazione che vi faccia arrivare l'anno prossimo già pronti alla massima serie? Forse riuscire ad avere un atteggiamento diverso in partite come questa dove se non l'aveste preparata sui lanci lunghi forse si poteva già chiudere il discorso per la vittoria del girone. Sì, è vero quello che dici, anche perché noi non siamo una squadra che si allena purtroppo spesso e tutti insieme. Ci troviamo magari solo a fare le partite e giocare una partita senza prepararla tatticamente in un campo non è facile. Dobbiamo sì, stare sicuramente più calmi, più tranquilli e pensare a giocare a calcio e non innervosire gli animi sia nostri che loro, perché va solo a discapito nostro. Però ti ripeto, andiamo avanti così, il nostro cammino è questo, facciamo gli scongiuri, però puntiamo a, sì, a salire in Serie A e poi vedremo. Il prossimo anno ci penseremo. Complimenti soprattutto alla sincerità di Emanuele Greco, in bocca al Grazie, lupo. grazie.